sono luoghi dove l'acqua e il verde non è solo presenza, ma racconto. Non scorre, ricorda, non divide, unisce. Siamo a Sernaglia della Battaglia e qui la natura ha scelto di farsi poesia. E questa è una storia di acque e di rinascita. Della Battaglia il passato si fonde con il presente e con il futuro. Ne parliamo con il sindaco Mirko Villanova. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida e bentornata a Sernaglia della Battaglia. Grazie. Ci troviamo in uno dei cuori del nostro comune, che è il piazzale San Valentino. Era un parcheggio prima, una distesa di ghiaia. Abbiamo cercato, proprio perché nel cuore del centro del paese, di riqualificarlo, e credo che, ecco, la visione di oggi, il panorama di oggi indichi proprio questo. E proprio sindaco, da piazzale San Valentino si apre un vero e proprio nuovo mondo e nuovo futuro. Certamente, piazzale San Valentino apre grandi prospettive a tutto il territorio di Sernaglia della Battaglia, in particolare a quelli che sono i luoghi più caratteristici di Sernaglia della Battaglia. Da questo punto partono tutte quelle ciclabili, quei percorsi di sicurezza che possono portare ai siti naturalistici che con grande orgoglio riconosciamo nel nostro comune, che tuteliamo e preserviamo, dalle Fontane Bianche a Fontigo, al percorso delle Volpere a Falzè di Piave, ai Palù di Sernaglia della Battaglia, luoghi davvero importanti per le nostre comunità, che testimoniano anche una storia molto forte, fatta di valori di custodia e di tutela di questi posti, che per la comunità sernagliese, ma per il territorio intero, sono fondamentali, e soprattutto fondamentale è preservarli. E allora sindaco, partiamo proprio da qui, in bellezza, con il nostro viaggio, e con grande importanza da dove? Partiamo da Passo Barca, che credo sia davvero il luogo che coniuga storia e natura, e una tradizione raccontata, che è quello del porto, che ancora è evidente in quel sito che andiamo a vedere tra poco. Andiamo sindaco. Facciamo un salto indietro nel tempo, sì, ai tempi della Serenissima, quando questo fiume portava lavoro e vita. Ne parliamo con Gilberto Fregolente. Buongiorno Gilberto. Ciao Ida. Il Piave. Eccolo qua. Portatore di storia, sì, ma non solo della Grande Guerra, anche Sì, era una grande via di comunicazione dal Cadore a Venezia, all'Arsenale. Qui passavano anche 3 zattere al giorno che portavano passeggeri, pietre, ferro, e soprattutto il legname che componeva le zattere serviva alla Serenissima per costruire le navi. Qui arrivavano gli zattieri di Belluno, cambiavano l'equipaggio con quelli di Nervesa, i quali continuavano su un fiume molto più tranquillo. Il tratto pericoloso era questo. Qua c'è un'immagine di una zattera, vedi? Ma soprattutto qui era, quando non c'erano i ponti, la barca del traghettatore. Era anche un passaggio. Per questo posto viene chiamato Antico Porto di Falzè. Ma il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti, Sì, vero? purtroppo anche questo tragico ricordo. Qua siamo proprio sulla prima linea del fronte della Prima Guerra Mondiale. Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito austro-ungarico si attestò qui. Qui di fronte abbiamo il Montello. Sono state recuperate 5-6 trincee e bunker dell'esercito italiano. Qui invece siamo in suolo occupato, era stato occupato. Qui, se vuoi vedere, c'è un'ancora che serviva per creare i ponti di barche,
durante la battaglia del solstizio del 15 giugno del 18, che è stato l'ultimo tentativo dell'esercito austro-ungarico di sfondare la linea difensiva italiana e di continuare la loro conquista. Purtroppo, e per fortuna per noi, non è andata a buon fine e poi c'è stata la battaglia finale con la vittoria dell'esercito italiano. Dal percorso delle Volpere a Passo Barca, 2 balzi e ci troviamo nell'anfiteatro di Falzè, quindi non solo natura ma anche divertimento qui a Sernaglia della Battaglia con Eleonora. Ciao Ida. Qui ci troviamo all'anfiteatro a Passo Barca, dove normalmente vengono organizzati d'estate gli eventi culturali che possono essere di interesse per tutta la nostra comunità. Spettacoli di teatro, concerti e manifestazioni per i bambini. La storia dell'acqua di questo paese però è ancora lunga da raccontare. La portiamo nelle case dei nostri telespettatori con cosa, Eleonora? Andiamo alle Fontane Bianche. Un nome che evoca purezza, Oasi delle Fontane Bianche, rifugio per le specie rare, ma anche per l'anima di chi cerca meraviglia. Qui ogni passo è un incontro, ogni sguardo una carezza. Oasi delle Fontane Bianche, uno scrigno di biodiversità, 100 ettari di vero e proprio paradiso terrestre che ci racconta Lorenzo. Vero Lorenzo? Sì, esattamente. 100 ettari di cui 36 sono gestiti da Legambiente Sernaglia. Si tratta di un bosco golenale di recente formazione sul greto del fiume Piave. Questo lo si può intuire per esempio dalla flora presente, come il salice che vediamo alle mie spalle. Il nome delle Fontane Bianche deriva dalla purezza delle acque di risorgiva che le caratterizzano. Quindi per noi è anche molto importante tenere monitorato questo valore. Ad esempio alcune volte l'anno arrivano i tecnici dell'ARPAV a fare dei campionamenti. Un altro modo in cui possiamo capire lo stato dell'acqua è per esempio guardando ad alcuni animali, alla fauna del luogo. Perché è una fauna veramente molto ricca, molto variegata. E anche con delle specie rare. Sì, soprattutto quando in realtà si parla di libellule. C'è uno studio internazionale, Dragonfly, che ha rilevato proprio come all'interno di quest'oasi ci siano dei tipi molto rari di libellule che non si trovano solitamente in territori antropizzati. E in generale abbiamo anche pesci di vario tipo, come spinarelli, ma anche mammiferi da cervi a cinghiali a scoiattoli, uccelli come gli aironi. E la cosa importante che ci teniamo a sottolineare è come quest'oasi sia effettivamente punto di pausa, una tappa nelle migrazioni, ma anche punto di ristoro e di ripopolamento e riproduzione per molte specie. Lorenzo, la vostra mission? Sì, la nostra mission come volontari è quella di tenere curato quest'area proprio per renderla fruibile ai visitatori. Offriamo visite guidate agli studenti delle scuole elementari del territorio e visite agli adulti per imparare a conoscere gli alberi stagionali. Domenica mattina ci potete trovare all'Info Point ad accogliere i visitatori e vi invitiamo ovviamente a partecipare numerosi. L'acqua per Sernaglia della Battaglia è sempre stata fondamentale, vero Eleonora? Certo. Per il comune di Sernaglia era proprio indispensabile per il suo sviluppo l'acqua di scorrimento del Piave, l'acqua delle Fontane Bianche in quest'area dove ci troviamo e l'acqua di superficie che è quella dei palù che andremo a trovare fra pochi passi. Cosa sono i palù? I palù è un'area di campi chiusi, bonificata, una vecchia palude bonificata dai monaci benedettini. Ma avremo chi ci racconta bene la storia di questo territorio. Allora la portiamo nelle case dei nostri telespettatori. Certo. I palù sono 700 ettari di prati, acqua, siepi e silenzio. I palù del quartier del Piave sono l'anima umida e fertile di questa terra. Non un paesaggio, ma un respiro, creato dall'uomo, protetto dalla natura. Dall'età del bronzo, passando per l'età del ferro, arrivando al Medioevo, periodo che ha segnato profondamente questo territorio. La storia
da raccontare da Rinaldo Checus. Ciao Rinaldo. Ciao, ciao. Niente, io direi che questa zona è una zona molto importante dal punto di vista storico, perché qui c'è tutto. Abbiamo il periodo del bronzo, che qui dentro c'erano delle tribù che hanno cominciato a bonificare questi prati, poi sono arrivato all'età del ferro, perché qui vicino c'erano anche delle miniere. Da lì in poi è iniziato il periodo del basso medioevo e qui hanno cominciato a creare delle zone aperte, sempre più aperte, perché avevano bisogno di nascondersi da questi uni, questi barbari che venivano da noi. Questa foresta si chiama ora Palù. E cos'è il Palù? È un ombrello rovescio dove due fiumi a lato hanno riempito questa zona umida. Pian piano questa zona umida si è asciugata e è diventata quella che vedete adesso noi, è questa qui. Ma diamo qualche numero per far capire l'importanza di flora e fauna di questa terra. Una flora e una fauna importante dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista della ricerca. 150 uccelli presenti, 65 farfalle, 170 piante importanti, di cui 150 rarissime, oltre alle 470 specie vegetali censite. Oltre a queste abbiamo praticamente tutta la gamma degli anfibi e rettili, manca pochissime cose dal punto di vista della ricerca. Facciamo due passi perché c'è ancora qualcosa da farvi vedere. Certamente, andiamo di qua. Questo è un vero e proprio stagno, si vede perché l'acqua qui è ferma, ma si nota due cose importanti. Abbiamo questa pianta qui, il carice, quello che si fa le sedie impagliate, e abbiamo uno stagno fisso, prevalentemente sempre ricco d'acqua, che in quest'acqua troviamo delle varietà di rane oramai sparite dappertutto. Abbiamo i tritoni, libellule, tantissime, e questa è biodiversità. Qui all'acqua non si comanda, Non so. si ascolta e si asseconda. Sernaglia è una terra che non si guarda soltanto, si sente tra una foglia e una sorgente. È un invito ad ascoltare, a respirare, a ricordare che siamo. Qui l'acqua racconta e noi possiamo ascoltare.